Siamo pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di pelosetti con Caterina Chessa e ricordo Luisa Usai, sono due, ogni tanto mi dimentico, due nomi è già troppo difficile da tenere a mente, dell'associazione Fuori di Zampa. Ci vediamo tra pochissimo. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qua, benvenute a Caterina, benvenuta Luisa. Allora, associazione Fuori di Zampa, vi occupate di cani e gatti purtroppo abbandonati, giusto? Sì. Caterina, parti tu, che ti vedo prontissima. Operiamo in territorio algherese. Sì, di Alghero, giusto? Sì. Siete da Alghero, siete in trasferta oggi qui a Sassari. In incognito. In incognito, come vedo dalle magliette. Queste, ragazzi, sono le magliette dell'associazione, una più bella dell'altra, Sì. Sono anche in vendita poi. Sono anche in vendita. Poi ne parliamo allora, Sì. eh? Sì, Però sì, spieghiamo l'associazione, dai, un attimino, una presentazione, una copertina. Una copertina. Noi siamo nati nel 2012, da un paio d'anni siamo riusciti a diventare onlus, quindi potete devolverci anche il 5 per 1000. Ok. Operiamo in territorio algherese, appunto, abbiamo delle colonie feline e poi prestiamo volontariato presso il canile Primavera che si trova a Santa Maria La Palma, che è gestito dall'associazione DNA Randagio. Ok, quindi perfetto. siamo due associazioni diverse ma collaboriamo insieme. Quindi avete anche un gattile, si può dire? È possibile? No? Gattile no, sono un paio di colonie feline, gatti le colonie, liberi, scusa, liberi in ho strada, capito. sì, Sì. Che seguiamo Che voi quotidianamente. riuscite a seguire con tutto quello che serve, dal Esatto, cibo sterilizzazioni, ecco. medicine, Perfetto. tutto quanto. Luisa, i ruoli dell'associazione, voi siete due, di tanti volontari che ci sono, giusto? Tu sei tesoriera, se non Tesoriera. sbaglio. Lei, Caterina, è la presidenta. Esatto, Ok. esatto. E quanti volontari siete in Fuori di Zampa più o meno? Una decina circa. Una decina, tutti belli formati o gente anche nuova, giovane? C'è sempre un ricircolo un po' di... Ma formati come volontari all'interno del canile, sì, come volontariato all'interno dell'associazione non è necessario, diciamo. Sì, certo, lo dicevo con esperienza in Ma quel, più o in quel meno senso tutti, lì. sì. Quindi una decina di persone che lavorano tutti i giorni praticamente. C'è da lavorare tutti i giorni al canile, vi dividete sì. tra le colonie e un po' il canile, giusto? Esatto. Quindi ecco, canile, e quanti sono gli
ospiti, com'è questo canile? Parliamo un pochino, che tra l'altro si può visitare, giusto? Si può andare, voi siete un'associazione che collabora con un'altra associazione che ha in gestione, diciamo, il canile. Esatto. Sono tanti gli ospiti di questo canile, Caterina? Purtroppo sì, si aggirano sempre dai 400-500, una media annuale, cioè una media di presenze così, sì. Quindi cani che arrivano solitamente dalla zona del Nord Sardegna, com'è? O proprio dalla zona, diciamo, del nord-est? È un canile privato, nord-ovest, è un canile privato che stipula convenzioni con i vari comuni della provincia di Sassari, perché per legge comunque sia il comune non può stipulare una convenzione con un canile oltre i 50 km. Il comune principale è Alghero, ovviamente, che ha 270-300 cani, ormai stanno aumentando, e poi ci sono comuni più piccoli che hanno i loro Abbiamo visto delle immagini prima, perché avete fatto un evento, l'Alghero Family, le immagini che vediamo qui di copertura che manda la nostra regia è l'Alghero Family proprio dello scorso weekend. Eccole qua, quindi questi che vediamo sono gli ospiti del canile Primavera? No. Questi sono ospiti di privati cittadini che sono venuti a trovarci, hanno partecipato a una sfilata di cani, abbiamo fatto una piccola gara. Nulla di che, i giurati erano dei bambini scelti lì in piazza, quindi era giusto un momento per divertirsi, e poi abbiamo fatto un laboratorio di colori, disegni, lavoretti con la plastilina a tema animale. I bambini hanno disegnato l'animale che preferiscono, cosa fanno col loro cane. Ma c'era qualche cane adottato tra questi? Quindi li avete rivisti, cani adottati dal... E infatti manteniamo sempre i rapporti con gli adottanti, è bello rincontrarli, vederli. Molto molto bene. E io proprio qua volevo arrivare, perché è importantissimo, le adozioni. Allora, spieghiamo bene da dove partiamo. Per adottare un cane al canile Primavera attraverso la vostra associazione, innanzitutto da dove partiamo? Come si fa? E poi vediamo un po' le caratteristiche, quindi come si fa? Allora, per adottare un cane tramite la nostra associazione o tramite l'associazione di Eminare Randagio, che è direttamente là il canile, innanzitutto si fa una telefonata, si prende un appuntamento e si fa un colloquio conoscitivo con l'eventuale adottante per valutare innanzitutto il soggetto e in più per capire quali caratteristiche cercano in un cane. Qua vediamo addirittura delle schede, quindi sono tutti schedati con la loro storia, quello probabilmente che hanno avuto, come stanno, come non stanno, tutto perfettamente schedato, quindi avete... E tra l'altro queste schede, lo ricordiamo, si possono vedere sulla pagina Facebook del canile Primavera. Basta cliccare su cani in adozione, si trova la scheda, a seconda del colore che si vede nella scheda, cioè giallo, verde, verde è un indice di adottabilità altissimo, che tu prendi il cane, metti il guinzaglio e non c'è nient'altro da fare. Con quelli gialli c'è da conoscersi un po', e poi se uno si appassiona a un determinato cane che magari però ha difficoltà a indossare pettorina, c'è tutto un percorso, c'è l'educatore che ti aiuta in questo. Quindi quando prendo appuntamento vengo da voi, facciamo una chiacchierata, una bella chiacchierata, poi puoi venire in canile, ci dici più o meno che tipologia di cane vuoi, un cucciolo, una taglia particolare, maschio, femmina, eccetera eccetera, e allora noi o i responsabili del canile ti accompagnano a visitare il canile, ti fanno vedere il cane che magari per te può andare bene. Quando scegli il cane, qual è l'altra operazione? Bisogna conoscersi, insomma, che cosa succede? Ma normalmente sono richiesti un paio di incontri per farti conoscere dal cane, giustamente perché il cane, per quanto il canile sia una prigione, per lui è casa sua, lì ha tutte le sue certezze, le sue sicurezze, quindi quando tu ti presenti a un cane lui rimane sempre un po', un po' sulle sue, poi ci sono alcuni che sembra il tuo cane da sempre, non ti ha mai visto, e niente, fai un paio di incontri conoscitivi, hai diritto a 2 lezioni gratuite dall'educatore del canile, quindi, e poi pian piano, se le cose vanno bene, si firma un modulo di adozione. E via, e si inizia l'avventura a casa. Insomma. Benissimo, benissimo. Come stanno andando un pochino le adozioni? Immagino che il numero
poi ne parliamo meglio, no? Degli abbandoni sia sempre più alto delle adozioni, però insomma le adozioni si sono smosse un po', cioè c'è stata tante campagne, ci sono state in questi anni dai media e tutto. Sì. Cosa avete visto? Qualche miglioramento, insomma, Sì. o un po' più di consapevolezza anche per certo? Allora, un po' più di consapevolezza sì, cerchiamo anche di fare proprio adozioni consapevoli, nel senso che non tutti sono d'accordo con un incontro conoscitivo, con dirti dove va a finire il cane, Sì. perché alcuni partono dall'idea che se sto venendo in canile perché io amo gli animali, ma purtroppo per brutte esperienze sappiamo che non è così. Quindi niente. Scusa, qui vediamo degli animali che mi hai detto prima sono in Degenza. li vediamo nelle gabbiette perché sono in degenza, quindi hanno qualche Sì. problemino che viene messo a posto No, dai è che quando veterinari. arrivano Sì, cuccioli appena arrivati. Oppure cuccioli appena arrivati. Sì. vengono Ok. sverminati, vaccinati e poi inseriti nel canile nei box pian piano. Ok, perché vedevamo delle gabbie, a me le gabbie non piacciono tanto, però a volte le gabbie Purtroppo servono e servono. sono utili Anche per perché queste cose. c'è da dire che il canile è sempre molto affollato. Quindi devi anche Ok, trovare il posto per inserire il cane giusto nel box giusto con i compagni giusti. Non Esatto. puoi prendere un cane e metterlo in box e basta, ci vuole un po' di tempo. Certo. Va bene, facciamo un attimo una pausetta dal nostro discorso e poi torneremo subito. Vi volevo far vedere, perché c'è stata una presentazione molto importante venerdì scorso, Pino e gli anticorpi, che sicuramente conoscete, Certo. esce il nuovo film e grande colonna sonora, brano originale, i Tazzenda, e hanno fatto il brano, si intitola Lieve, per il loro film. Quindi li abbiamo presi tutti e cinque praticamente, e ci vediamo un attimino questo contributo della presentazione proprio di venerdì scorso. Pino e gli anticorpi e Tazzenda. Siamo qui alla presentazione del nuovo singolo dei Tazzenda, che entra nel film di Pino e gli anticorpi. Stefano e Michele, perché mi guardate così? Ok, allora presentato questo singolo, canzone bellissima, il film dobbiamo vederlo. Canzone meravigliosa, nobilita tantissimo questo film, è stato tratto questo videoclip che è già disponibile online, quindi su YouTube lo potete cercare, si intitola Lieve. Benissimo, Michele, l'appuntamento, abbiamo un'anteprima con il vostro film e poi distribuito in tutta la Sardegna, spiegaci un po'. Il 13 novembre anteprima a Sassarese, il 14 novembre in tutta la Sardegna. Tutta? Tutta quella Isole che... comprese. Isole comprese. Oh, perfetto, senti, però voi ragazzi... Da lì inizia questo percorso del film che va un po' in pari a quello di quello precedente, poi abbiamo fatto così che siamo arrivati nel resto d'Italia, siamo arrivati in Russia, adesso lo potete ancora vedere su Amazon Prime. Ok, però qualche piccola anteprima, voi sarete ospiti il 7 novembre, lo ricordo, diretta streaming a Corte Santa Maria per la nostra trasmissione Giovedì a Corte, alle 18:30 diretta streaming, non perdetela perché ci vedrà un po' di trailer, un po' qualcosa, ce lo fate vedere. Assolutamente sì, veniamo in costume. Ok, perfetto, allora ci vediamo giovedì 7 novembre, mi raccomando, in diretta Facebook sulla pagina di Sardinia Life da Corte Santa Maria. Ciao ragazzi e grazie. Ciao, grazie a voi. Sembravi non mai ritroverai, sulla strada dei giostrai, pazza come puoi senza pietà, per fregar la gravità. C'è un messaggio molto semplice che è scritto in tutti i libri di filosofia orientale che lui legge, lui non lo so, di vivere il presente. Vivere il presente e non accorgercene soltanto quando sopraggiunge una cosa brutta, no, viverlo sempre, perché fino a prova contraria il passato e il futuro non esistono. Esiste questo presente, se abbiamo la fortuna di riuscire a centrarlo, a viverlo, è già un significato nella vita, in modo molto lieve chiaramente detto nella canzone. Il passato è la depressione, il futuro è l'ansia, il presente è la pace. Se uno scoglio arduo arriverà, avvolgilo come fai mai. Salta ad occhi aperti e guarda giù, e agli istanti dai del tu.
È la prima volta, credo, da che esiste questa nuova Repubblica dei Tazenda, ma cioè, noi forse non la vediamo tanto una prima volta perché ci conosciamo da talmente tanto tempo con i ragazzi, con Michele e Stefano, che quasi sembra una scena già vista per noi. E invece vestiamo i panni di quelli della prima volta e credo che in qualche modo siamo abbastanza bravi a farlo. Grandi Pino e gli Anticorpi, che saranno qua con noi il 7 novembre, qua su questo palchetto nella nostra trasmissione. E fatemi ricordare una cosa, oggi è proprio l'anniversario della morte di Andrea Parodi, abbiamo visto i Tazenda, quindi grande Andrea Parodi sempre nei nostri cuori. Dai, torniamo a noi. Allora, parliamo un attimino di eventi, ma voglio partire subito da un importante che fate o collaborate voi già questo sabato 19, è la raccolta alimentare animali. Caterina, ci spieghi tu velocissimamente, ecco il cartello, 19 ottobre, noi è una cosa nazionale, noi abbiamo segnato Alghero. Spiegaci quella... Sì, c'è un'associazione che a livello nazionale gestisce questa giornata, che solitamente è il terzo fine settimana di ottobre, per la raccolta nazionale appunto alimentare per gli animali. E noi tutti gli anni partecipiamo, ovviamente ad Alghero, e abbiamo le due Conad, quella della Pietraia e via Dominzoni e l'altra in via 20 settembre, quindi chiunque vuole mentre fa la spesa può uscire anche con una sola scatoletta. Noi diciamo sempre il mare è fatto di tante piccole gocce, quindi una scatoletta, €1 a ciascuno. Una scatoletta algheresi e chi passa da Alghero, ci sono loro, ci sarete anche voi lì alle casse o voi fate solo la supervisione? Noi abbiamo il nostro angolino dove le persone ci portano. Algheresi, mi raccomando, e chi passa da Alghero, che c'è ancora tanta gente che passa da Alghero, grande cittadina turistica e tutto, al Conad, una scatoletta, basta una scatoletta. Esatto. Ok, noi continuiamo a parlare di eventi, vi faccio vedere due di quelli insomma, che abbiamo scelto per questo weekend e andiamo a Urzulei dal 19 al 20 ottobre, c'è un Monte di Sapori, è una kermesse, una 2 giorni con tante eccellenze sarde, eccolo qua il cartello, insomma musica, teatro, cultura e tradizione, trovate di tutto e maggiori informazioni nella pagina Facebook, c'è proprio la pagina Facebook dell'evento che è un Monte di Sapore Urzulei. Poi Sapori d'autunno sempre il 19 e 20 ottobre, questa volta andiamo a Vallermosa, quindi valorizziamo il territorio sempre attraverso insomma, l'enogastronomia, l'artigianato e le tradizioni. Anche qui Sapori d'autunno ha la sua pagina, Sapori d'autunno Vallermosa, trovate programma, trovate tutto, altro bel evento. Voi siete sempre impegnati in canile però, giustamente, ok? Va bene, torniamo tra pochissimo perché devo ancora farvi delle domande molto importanti e voglio insistere sul fatto delle adozioni, ragazzi, poi avete tutte le informazioni dalle loro pagine Facebook, poi le diremo, già qualcosa sta girando. Ok. Pubblicità, allora ci vediamo tra poco. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.
Rieccoci qua con Caterina e Luisa di Fuori di Zampa. Allora, Caterina, parliamo un po', randagismo in Sardegna, una bella piaga, qua ci volevo arrivare, oddio, non solo in Sardegna, ma voi insomma avete la visione qua, insomma, dell'isola, della zona un po' del nord-ovest, come siamo messi? Purtroppo malino. La domanda come siamo messi? Malino forse è già buono? Sei già stata magnanima a dire malino forse, né? Sì, purtroppo gli abbandoni sono sempre tanti. Diciamo che abbiamo sempre una media di 100 adozioni all'anno, ma gli abbandoni sono sempre dello stesso numero, oscillano 100, 180, ogni anno abbiamo questi ingressi in canile. Questo purtroppo perché la gente non è propensa a sterilizzare. Questo è un tema fondamentale. Esatto. Allora, perché mi stai dicendo così? Perché ci sono forse più cuccioli che adulti che trovate in questi 180 all'anno. Tanti cuccioli. Quindi. Esatto, molti cuccioli. Quando basterebbe una sterilizzazione. Una sterilizzazione. Procedimento per una sterilizzazione, mi sembra che ci siano anche, forse anche gratuita, C'è qualcosa, come funziona? Sì, allora vabbè, la procedura più semplice è andare dal proprio veterinario di fiducia e chiedere l'intervento. L'anno scorso la Regione Sardegna ha fatto dei bandi, ha dato la possibilità alle associazioni di fare delle sterilizzazioni gratuite e anche ai comuni. Purtroppo ci si aspettava un'adesione maggiore, invece sono arrivate poche domande, però è già un passo in avanti. Ricordiamo anche che chi adotta dai canili ha la sterilizzazione gratuita tramite l'ASL. Questo è importante. Ovviamente se adottate un cane adulto la troverete già sterilizzata perché in canile non si può non sterilizzare, però nel caso uno lo adotta da cucciolo ha l'obbligo innanzitutto di sterilizzare per la lotta contro il randagismo, può farlo dal proprio veterinario di fiducia, altrimenti in quel caso il costo è a carico suo, altrimenti chiamando la ASL viene fatto gratuitamente. Ok, comunque questo fatto della sterilizzazione insomma è per le persone che insomma lasciano un po' il cane in giro, cioè io non lo so, io ho un cane, vabbè che come se fosse mio figlio, ma è sempre con me, non è che lo stato brado, sta con me in casa, sta con me in giardino, lo porto in giro 2 volte al giorno, quello che è. Purtroppo quindi, molti hanno l'abitudine di aprire la porta di casa, esce, si fa la passeggiata e ritorna. Che già non va bene per il cane, per il padrone, anche per la legge, perché assolutamente no, quindi non è una cosa da fare, bisogna avere un pochino una cultura di un animale. Allora, primo passo è che non è un giocattolo, questo è stato ripetuto miliardi di volte, vi posso assicurare io che insomma essendo... Torniamola appunto all'argomento di prima, adozioni consapevoli. Adozioni consapevoli, giustamente, perché ragazzi un cucciolo può vivere, un cane può vivere dipende dalla taglia, ma 10-15 anni, anche 17. Non è un oggetto, va sempre accudito e tutto, quindi mi raccomando, prima pensate un attimino a quello e poi... È un impegno a lungo termine. Un impegno a lungo termine e poi pensate al fatto che è un cane, ci sono delle regole da seguire e quella di aprire la porta di casa e farlo uscire non va bene. Assolutamente. Se proprio, è anche pericoloso. Se proprio diciamo non si riesce a avviare a questo problema del cane lasciato libero così, almeno la sterilizzazione. Esatto. Oppure l'intelligenza poi se torna a casa la femmina incinta di non fare certe cose allucinanti che non voglio neanche dire. Il grosso, una grossissima fetta. Quindi è lì la testa, Luisa. Certo, sì. Però una grossissima fetta dei cani abbandonati arriva dall'agro. Arriva dall'agro, dalle cani pastorali. Perché lì è una lotta con mulino a vento proprio. Lì c'è proprio cioè, non hanno proprio la cultura dello sterilizzare, di tenere i cani custoditi. Infatti la maggior parte dei cuccioli che entrano in canile sono tutti mix maremmani, taglia medio-grande, che sono quelli poi più difficili da dare in adozione. In scatolette arrivano anche taglie piccole, cioè da cassonetti, fuori dal canile. Arriva un po' di tutto. Le scatole le trovi sempre con le sorprese. Assolutamente. Va bene, allora noi più che fare un appello del genere a usare soprattutto latte
testa e insomma non so non so cosa dire mettersi una mano sul cuore, non lo so, io la vedo in un altro modo, perché quando hai un animale decidi di avere un animale e la vedi in un altro modo, però diciamo così, insomma, le informazioni ve le abbiamo date, c'è qua un'associazione che si occupa dalle adozioni che abbiamo parlato prima alla sterilizzazione, vi consiglio, possono anche chiamarvi per questo, cioè li consigliate, gli dite, insomma, anche qualcuno che ha il proprio cane magari non lo adotta, ricordiamo i cani canile sono già sterilizzati perché così vuole la legge. Stiamo parlando sempre di legge, ragazzi, non stiamo parlando di cose così, la legge dice che il cane non può essere lasciato libero così, non va abbandonato, ci sono delle pene severissime adesso finalmente, non vanno severissime, anche microchippati. Vanno anche microchippati, lo dice anche la legge. I comuni organizzano le microchippature gratuite tutti i 2 volte al mese circa. Quindi per qualsiasi informazione su tutte queste cose, dalle adozioni a queste cose qua, vi ricordo, la pagina è Fuori di Zampa, su Facebook ci sono i numeri, Caterina, Luisa, ci sono tutti i membri, c'è anche un gruppo Facebook o gruppo o pagina, lì trovate tutte le informazioni che vi servono, ok? Dai, torniamo a parlare un attimino di eventi, ce n'è stato uno importante a Sassari, promo autunno, non so se avete fatto un giro in questi, sempre impegnatissimi, è la fiera un po' del nord Sardegna, noi l'abbiamo un po' visitata, ma abbiamo colto l'occasione, anzi ha colto l'occasione il nostro Ico Ribichesu di Sardegna Dies di fare una breve intervista al sindaco Nanni Campus. Ce la guardiamo un attimo e poi torniamo qua? Certo. Intervista al sindaco di Sassari Nanni Campus. Con il primo cittadino di Sassari, Nanni Campus, alla giornata inaugurale della quarta fiera promo autunno. Un'occasione buona per mettere la nostra città nel focus dell'interesse e soprattutto sottolineare quelle che sono le eccellenze di Sardegna. Ne abbiamo tante. Ma certamente è l'occasione perché insieme i produttori e le amministrazioni pubbliche facciano quadrato per sostenere un sistema che è il sistema Sardegna, e sottolineo il sistema Sardegna perché questo evento, che è certamente a Sassari ed è una delle iniziative più importanti che in questa città vengono fatte durante l'anno, è comunque un evento di tutta la Sardegna ed è da questo punto di vista rimarco la presenza, con piacere, la presenza degli assessori regionali, cioè l'interesse che comunque la regione sta dando anche a questo territorio in questa occasione. Io credo che sia lo spunto necessario perché partendo da queste occasioni che richiamano l'interesse si possa poi mantenere quell'attenzione costante 365 giorni all'anno che la Regione deve avere anche per questa parte del territorio, e questo è l'impegno che l'amministrazione comunale che rappresento ha preso con la città e questo è l'impegno che l'amministrazione comunale che rappresento prende con tutta la Sardegna, perché rafforzare Sassari e il suo territorio significa rafforzare tutta la Sardegna. Bene, allora Sindaco Nanni Campus, promo autunno, andiamo di rilanciare un po' questa Sardegna, questo nord Sardegna, dai. Allora, intanto che siamo qua, vediamo gli ultimi 3 eventi che abbiamo selezionato, poi finiamo che dobbiamo dire altre cosine importanti. 19 e 20 ottobre a Ussassai, Sagra della Mela. Vi piacciono le mele? Sì. I cani no, i gatti. Anche i cani le mangiano. Un pochino, il mio mangia la frutta, però gliene do poca. Dai, allora Ussassai, allora è la Sagra della Mela, sfilate, spettacoli e musica e si potranno degustare, eccole qua, queste mele del territorio. 19 e 20 ottobre la pagina è quella della Sagra della Mela di Ussassai, poi via velocissimamente a Gesico, Sagra della Lumaca, è un po' un prodotto della... Vi piacciono le lumache? No, le lumache lasciamo stare, meglio le mele, eccolo qua. Dal 19 al 20 ottobre a Gesico, quindi insomma si festeggia la lumaca con una grande festa. Gesico 27esima Sagra della Lumaca, questo è il nome della pagina Facebook per il programma da scaricare. E infine a Las Plassas la Sagra dei Legumi. Sagra dei Legumi del territorio, c'è un pranzo di degustazione e poi via, spettacoli, musica e balli tradizionali, anche qui, eccola qua, 20 ottobre, pagina Facebook della Proloco di Las Plassas. Ok? Tutto a posto? Bene. Allora, ricordiamo una cosa, siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento. Allora, il canile si può visitare
tutti i giorni, meglio il pomeriggio che al mattino, ci sono le operazioni di pulizia e tutto, quindi tutti i giorni possiamo andare al canile Primavera di Santa Maria del Palma. Troviamo l'associazione che lo gestisce, vi troviamo a voi. Avete anche il vostro merchandising, giusto? Sì. Che possiamo trovarlo sempre sulla pagina Facebook? Sì, possono mandarci un messaggio, Ok. qualora vogliono acquistare qualcosa, noi rispondiamo. Guarda che belle magliettine, eccole qua, un mezzo primo piano di tutte e due, abbiamo due versioni, una versione giudita e una versione con le orme, bellissime. C'è anche qualche zampa vera? Aiutiamo questa associazione fuori di zampa, lo ricordo, acquistando magari una bella magliettina o facendo una donazione, c'è sempre tutto sulla pagina Facebook, giusto? Sì. Quindi visitiamo il canile, ricordiamoci ad Alghero la banco alimentare animale, questo 19 ottobre, e poi le adozioni, insomma, fatevi un giro. Venite anche a ditelo fare voi. volontariato. E venite anche a fare Il volontariato. canile perché- organizza dei corsi per chi vuole fare volontariato, gratuiti, quindi vi aspettiamo. Benissimo, dai, una nuova avventura, un po' di volontariato fa bene, andiamo a aiutare un po' questi animali con Caterina e Luisa. Grazie mille per essere state con voi, ci rivedremo perché voglio sapere nuove notizie, nuovi progetti, perché avete tanti progetti e ne vogliamo parlare magari in una prossima puntata. Io ringrazio la regia Cesare Donati, Chico Pio alle telecamere, vi ricordo che per rivedere la puntata il nostro sito è www.sardinianlife.it, per qualsiasi comunicazione info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.